Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi, come abbiamo detto già nelle altre puntate, andremo a esaminare alcuni dolci caratteristici del periodo natalizio napoletano. Uno di questi in particolare è il mustacciolo o mustacciuolo, a seconda dei casi, o anche mostacciolo. A seconda delle zone della Campania ha questa variazione per quanto riguarda le vocali. Il mustacciolo non è altro che un dolce romboidale ricoperto di glassa di cioccolato con all'interno molto morbido dal sapore di miele e frutta candita. Hanno dei parenti i mustaccioli in giro per il mondo, come per esempio il Printen tedesco, ma è classico napoletano questo tipo di dolce. Da cosa deriva il termine? Il termine mostacciolo è legato all'antica tradizione contadina, al termine del mosto, detta mostacea, così come viene chiamato in latino, e soprattutto questi mostacei, questi dolci a base di farina, mosto, cumino, anice, quindi alle spezie, già citati addirittura da Catone. Quindi comunque una tradizione agricola molto antica. Dal termine mustacei è derivato giustamente il termine poi mustaccioli. I mustaccioli non sono i soli dolci che vengono portati a tavola a fine dei pasti durante le feste di Natale a Napoli. Ce ne sono anche altri. I tradizionalissimi struffoli, i susamielli, ma di questi parleremo nelle prossime puntate. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!